Cambio al vertice dell'assessorato comunale all'ecologia e ambiente del comune di Agrigento, esce l'attuale assessore Mimmo Fontana e subentra il consigliere comunale Nello Amel. Le consegne sono avvenute ieri sera presso la sala giunta del comune di Agrigento alla presenza del sindaco Firetto, del vice sindaco Vilone e di altri assessori. Gli impegni di lavoro dell'assessore Mimmo Fontana in Legambiente Sicilia, dovuti a una rimodulazione dei vertici nazionali, essendo lo stesso presidente impegnato elettoralmente con la squadra di D'Alema, ha fatto in modo che lo stesso Mimmo Fontana non può avere più quella disponibilità che finora ha avuto. Dall'altro lato subentra l'assessore Nello Amel, eletto a suo tempo con la lista Agrigento Rinasce, ottenendo il massimo delle preferenze di lista, oltre 500 voti, che ha dichiarato che vorrà continuare il lavoro del suo predecessore, seguendo le linee di trasparenza e legalità, puntando a una riduzione di costi. Si chiude questa esperienza come tutte le esperienze, hanno un inizio e una fine. Il mio ruolo cambierà nel rapporto con l'amministrazione perché il sindaco e l'assessore, a cui faccio i miei migliori auguri, mi hanno chiesto di continuare una collaborazione seppur in vesti diverse. Le ragioni sono personali e diciamo politiche, perché la mia associazione mi ha chiesto un maggiore impegno in questa fase in cui si è dimessa la Presidente nazionale, e questo ha accelerato una scelta che comunque io e la mia famiglia avevamo già fatto, perché nei prossimi mesi io mi trasferirò a Palermo e sarebbe stato impossibile mantenere il ruolo di assessore. Io non faccio bilanci, penso che le valutazioni su quello che ognuno di noi fa le debbano fare gli altri, quindi non la faccio io, però rivendico con forza la discontinuità nel settore rifiuti che assieme a tutti i miei colleghi di amministrazione abbiamo ottenuto. Una discontinuità che è il segno di quel cambiamento che è alla fine la scommessa che i cittadini agrigentini hanno fatto votando l'amministrazione Firetto. Questo nuovo impegno come assessore da cosa scaturisce? Scaturisce dalla scelta che ha fatto il sindaco rispetto anche a quelle che erano un po' alcune mie il mio impegno sviluppato nel passato proprio nei settori degli RSU, dell'acqua, della depurazione. E io sono particolarmente contento, anche se è una patata bollente, perché è un settore molto complicato, molto difficile da gestire, ma sono contento di poter affrontare questo impegno, perché penso di poter avere la collaborazione dei cittadini. Io chiederò alla città di Agrigento di fare uno sforzo per modificare la mentalità. È indispensabile che noi riusciamo a comprendere che la raccolta differenziata è la soluzione per i problemi della spazzatura ed è la soluzione per riuscire ad abbassare il costo delle bollette. Quindi, però questo è possibile solo se c'è la disponibilità della gente a non fare la differenziata come un obbligo, ma farlo proprio come una scelta di civiltà. Ed è importante riuscire a comprendere questo. Modifichiamo questa nostra mentalità, sentiamoci partecipi di una comunità e cerchiamo di collaborare al massimo. Noi faremo dei controlli rigorosi, ma non è un problema né di repressione né di controlli. Noi cercheremo la collaborazione dei cittadini. Posso dirvi che per quanto riguarda il problema del rifacimento della rete idrica, dell'avvio dei lavori per quanto riguarda il grande depuratore di Villaggio Mosè, ci impegneremo al massimo, perché anche da ciò scaturisce l'efficienza del sistema e la soluzione ad una serie di problemi ambientali che ormai stanno diventando tragici.